Quasi 200 nuove stazioni di ricarica per le auto elettriche in tutto il Veneto, ben 175 installate grazie a un accordo con 68 amministrazioni comunali. Sono i numeri destinati a crescere del progetto Green Aria Pulita promosso da Ascotrade in collaborazione con Bicharge. Presentazione a Treviso, visto che nel capoluogo della Marca è in corso una piccola grande rivoluzione in tema di mobilità sostenibile. Oggi per noi è una giornata di grande soddisfazione, di grande gioia. Abbiamo presentato il nostro piano non solo nel comune di Treviso ma anche nell'intero Veneto. 197 stazioni di ricarica che verranno installate nel Veneto, di cui 157 in provincia di Treviso. Questo solamente per quanto riguarda il pubblico, cioè mi sto riferendo alle amministrazioni comunali. Quindi un'azienda del territorio che ancora una volta riafferma il suo ruolo, prendiamo per mano il nostro territorio così come negli anni 70 è stato fatto per la metanizzazione. Questa è un'amministrazione che sta portando a casa dei risultati importanti in solo 365 giorni. Mi vengono in mente le 1000 piante che Ascotrade ci ha donato e che già 300 sono state piantumate. Mi viene in mente i nuovi bus elettrici che sono stati portati in città. Adesso andremo a installare 48 colonnine elettriche per ricaricare le auto elettriche, di cui 38 proprio nei quartieri, in quelle aree che avevamo garantito e promesso maggiore attenzione, e lo stiamo facendo. Colonnine nel Trevigiano, ma anche a Belluno, Venezia, Vicenza, Padova e Rovigo. Progetto di installazione che sarà completato nei prossimi 12 mesi per mettere al passo il territorio con la crescita esponenziale del numero di auto elettriche in circolazione. Auto che tra non molto potranno essere ricaricate anche a casa propria, come ha annunciato lo stesso presidente Busolin. Metteremo a disposizione dei nostri clienti si chiamano wall box, quindi comodamente da casa si potrà ricaricare l'auto elettrica mentre si dorme, perché giustamente in casa si fa nel garage mentre si è a casa, mentre si dorme e si riposa.